Bella raga, ciao a tutti dal cubettone veneziano, siamo tornati su PES 2016 per provare le nazionali Brasil vs France. Eccolo qua, Neymar ragazzi. Eccolo, devo ragazzi levare l'audio e fare la registrazione di viste separata perché sennò non si sente la mia stronzissima voce. Vai fioi Brasile, Francia, andiamo. Ho appena finito di giocare a PES 15 così posso ancora di più ammirare le differenze e quelle grafiche sono enormi e nel gameplay già dopo due passaggi anche. Nel senso, questo PES veramente mi sta convincendo sempre di più, raga. Attenzione, William. No, no, non ci siamo. Non ci siamo, Beppe. È proprio questa fluidità che sorprende su PES. Hanno detto che la versione PC però sarà ibrida come su PC, quindi sicuramente lo prenderò per console, forse anche per PC, magari. Dopo tanto su PC con gli sconti lo trovi anche a pochissimo. Però è un peccato che la Konami non voglia investire, forse proprio per il fatto che delle mod di tutto, forse è costretta a non dare il gioco stupendo come quello per console. A sto punto la penso così perché non capisco sinceramente. Quindi almeno avere già... vediamo insomma come sarà la versione PC per dopo poter valutare quanto diversa è. Diciamo che con le mod da PC a PlayStation 3 cioè, PlayStation 4, scusate, con la versione 2015 la differenza c'è, però l'hanno diminuita molto. Vediamo adesso con la versione 2016. Vediamo un po'. Avete notato la Francia veramente sta girando molto bene palla. Siamo a livello campione. Dai, Brasile, Brasile, Brasile. Madonna, il Brasile però... Ho visto la formazione del Brasile. Fa paura da quanto è scarsa. Mai visto un Brasile così pietoso, veramente. È finito veramente un ciclo per il Brasile, perché dovevano essere Adriano e Pato, i due bomber che, insomma, se mantenevano le promesse era un grande attacco, ma invece hanno fallito tutti e due per motivi diversi. Douglas Costa, Douglas Costa, Douglas, Douglas! Manda para. Manda. Comunque, insomma, sto video lo voglio fare anche per spiegare un po' che chiaramente non sarà fatto subitissimo PES, nel senso lo sapete raga che io devo farlo solo quando ho le patch o il file opzioni, quello che volete. Adesso vediamo, valuteremo bene, quindi probabilmente potrei prendere la versione PC per prima, che tanto ripeto riesco a trovare anche a poco. E... William, anche i portieri sono migliorati molto per me, anche nell'estetica di parare. E dopo anche per PlayStation quando arriva il file opzioni serio. Cioè, tanto saranno giochi diversi a mio parere. Vediamo, insomma, vediamo. Adesso valuteremo. Tanto come ci sarà anche FIFA che li prendono tutti e due, quindi no problem, raga. Willem. Danilo. Cross un po' sbagliato di Danilo, ma la recupera Danilotto. Di testa fuori di un soffio. Ma il Brasile c'è, è il Brasil, do Brasil, do Brasil. E niente fioi, quindi sarà così, insomma ci sarà, tanto comunque PES 15 lo continua perché c'è la Master col Palermo, sta gasando, sono riuscito a creare veramente un super team e sono molto soddisfatto. E, poi ce la diventa un mito in live con il nostro Leeds United. E, e quindi abbiamo tempo di pensare bene come fare PES 16, perché di solito PES arriva sempre più tardi rispetto all'uscita, le serie cominciano tardi proprio per il fatto delle licenze. Io sapete, senza licenze non riesco a giocare. E intanto ci spariamo FIFA. Infatti la prima parte è sempre FIFA sul mio canale e poi PES. Attenzione Fernandinho. Solo che FIFA deve essere migliore rispetto all'anno scorso perché sennò mi gira il cazzo, veramente. Raga, il prossimo anno FIFA lo compro per il Play 4, quindi insomma, chi ha la Play 4 è avvertito. Neymar. Attenzione che culo! Luis Adriano! Luis Adriano! Punisce! 1-0. Buono, un po' di fortuna sul tiro di Neymar rimpallato. Arriva Adrianone. Che ha cominciato bene la sua avventura alla C Milan di Milano. Sto registrando questa partita dopo la vittoria col Perugia. Speriamo che non ci siano cazzate contro la Fiore. Che dura che sarà contro la Fiore, raga.
Finisce qua Brazil 1, France 0. Buono, primo tempo andato. Cerchiamo di vincere, voglio vincere alla fine. Questa deve essere la rivincita di France 98 e, soprattutto, e anche di Germany 2006. Diciamo che la Francia ha battuto più volte, l'ha battuta anche se non vorrei, aspetta un attimo, l'86 è stata l'altra sconfitta per i brasiliani, che proprio la Francia è una bestia nera. Dai, fioi, dai. No, cazzo. La Francia sta facendo tanto possesso palla, ma non riesce a sfondare. Non sfondate, cari miei, non sfondate. Comunque la velocità... Cioè, il discorso che a volte capita con PES, anche col 15, anche se molto meno rispetto agli altri, che senti come giocatore un po' ancora, tra virgolette, legnoso, no? E c'è da quando è iniziato PES versione PlayStation 3, è da là che è iniziato sto problema, la Luise. E in questo proprio non si sente mai, fioi. Non si sente mai sta cosa. Fernandinho. Sbaglia tutto, recupera Varane. Douglas Costa. Luis Adriano. Luis Adriano. Luigino. Luigino per Neymar. Neymar recupera il Bacara. Il Bacara chi, fioi. Il Bacara chi recupera. No, ma non è offside. Mi dispiace. Poi che altre considerazioni possiamo dire? Cioè, che sicuramente con queste modalità qua, con questo gameplay qua, anche l'online, salvo chiaramente i problemi dei server, che a volte sull'online di PES non è il top dal punto di vista di server, però anche quello può essere molto molto positivo. Perché ecco, l'online per me è il punto dolente di PES. Forse con questo gameplay più veloce, più fluido, può migliorare anche quello. Questi sono i miei modestissimi pareri. Dopo vediamo. Però nell'online PES non ha mai dato il meglio di sé. Questo lo dobbiamo dire. È sempre FIFA il re dell'online. Anche se il momentum è una cosa vergognosa. È proprio una roba. Neymar, 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 Neymar. Parata del portiere incredibile. I portieri sono uno dei miglioramenti più importanti, però li vedo forti. Neymar recupera bene Mandanda. Dai, fioi. Attenzione il Karim. Grande Danilotto. Fernandinho, il Ferna, il Ferna. Il Ferna si invola, il Ferna si invola, il Ferna si invola, ma sbaglia tutto. Siamo al 78esimo, un buon Brasile comunque. William, William e ancora Mandanda. Ecco i tiri, i tiri di PES mi hanno sempre gasato, fin da quando nella mia tenera età. Di quando è la volta che ho giocato era il 90. Fammi pensare, ma che vecchiotto che sono. Sembra 97, mamma mia. Con International Superstar Soccer Pro. La 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 la. Me ricordo ancora quella canzone con Riggio, Premoli, Coliuto. Mamma mia, che bello. Che gioco, che gioco. Grande Luis Adriano, Luis che sta dicendo la partita. Adriano recupera bene il Bacarachì. Perché lui è un po' Bacarachì secondo me. Douglas Costa. Il portiere si distende in una parata plastica. Proviamo un tiro così di Neymar. Bello. Finisce qua ragazzi, Brasile batte Francia 1-0, continuano i pareri positivi su questo gioco che quando lo vedo graficamente veramente cioè, è una roba devastante, ma anche il gameplay è super super migliorato e sono anche molto più fluidi nel salutare, bello, questo mi piace, raga. Un saluto dal commendatore veneziano, ciao!